Usti figli e groccio! Che è stato? Muschina, formicolo, come muzzicato cacca! Occidente, aspettate! Ma tu guarda come si scostumati, ma come si permette? Ma io non lo so, guarda. Disgraziati, parapunti, imbecilli! Ma no! Ma io non lo so, ma tu guarda come si scostumati, ma come mi permettete a insultare una roba? Filiberto! Ma che state combinando? Chi non te ne prende mai? Prego, parola mia! Scusate, stavo scherzando! Bestia, animale! Io sto giocando fuori! No! Sono venuto qui per stare separare con voi! Ca! Pasca! Vieni a vedere che regalo ti arriva da Napoli! Filippe! Ma tu campa ancora, Filippe! Noi che vi volevo presentare a mia figlia! Piacere! Afrodite! Afrodite! Dite! Voi la vedete a mia figlia? Io non guardate a sé. Quella, modestamente, c'ha un poco di avvenenza. Ed io non volevo che tutto quel ben di Dio l'avesse sciupata come è successo con me. Ehi! E le mia moglie guarda scusate ma devo un pietto andare sotto. La ragazza è comparsa una sola volta, una sola dentro al film. E come è comparso dentro al film? Tu mo ce le dice a Filipperto, come è comparso dentro al film? E come è comparsa? È comparsa insieme ad altre ragazze che si faceva un bagnettino in laghetta. Mi raccomando, fatela oserare bene! E tu non lo sai che significa oseare, E chi le registri una posetta a sto male a Luccando tutto quanto? Chi teneva coraggio, parla? Tipo un mattetto scuola per vedere che mi inzallati qua giorno sul tanchiere una forna. Kill, lo pare un cane arraggiato. Si mette le scuole. Oh, cane arraggiato, lo faccio sentire, io vado a poco. Quello è un bravo giovane, come ha detto mio marito, un po' più grande di mia figlia. E torna oggi dalla Germania. Oggi! Proprio oggi! Si va a me! Sì, poi Canis davanti e mi sto così. Vabbè, Pasca! Ma tu hai! Ma che scapita vostro, ma in manaccia che a sto paese! Ma tu mi vuoi prendere una malattia? La gente va alle schiattare quando ce ne stanno. Caccia, c'ha la lingua fuori, tutto qua. Pure il suo ciro, Allora non può fare. ma l'hai fatto qualche causa? No, che non si sente bene, roba di viscere. Caccia la lingua, mamma, caccia. Non pensi che peccati, figliola? Piano, mi hanno pazziato! Filippo, sei incinta! Avvocato Pianese? Pianese, io sono l'avvocato Pianese. E io sono Bocci di Carmelina. Prego, trasito. Io, vi ho uscito pure. Avvocato, parliamo serio. Non ne vale niente, non è mio zio. Avvocato, non ti da lavoro. Io aspetto un bambino. Mi aspettano pure. State accorti che mi sono in non da trova. Non lo sa! Luigi, ma tu dai recupero! Non è match! Vieni che te ne Luigi, innanzi ti posso parlare? Io aspetto un bambino, un Gesù! Come non so? Chi non contro un bambino è X! Carmeli, non può capire che sono uno spazzato. Ma non mi sta né luce la guarda, né una terra a cammina. Chi sei un paese? Ma non fa bene a nessuno. Ma chi è? Di cui è zio Filipperto, stavo tutto cose. Ma non rischia tutto. Di cui lei va a darmi pure! Non è match! Quindi che te ne mancava? No, chi l'ha fidanzato un ufficiale? Si faceva
la paura mai. Scappa, non dire. La prima cosa, la mamma è steggiata. Hai ragione! Ah, il messaggio mami! Carmelina! Riesci con lui seggio! Qui! Avete capito? Dobbiamo togliere le segge! Ah, sì, non voglio venire per fare la seggia! Chi la seggia! Ah, una aspetta, tu! Avete capito? Dobbiamo togliere le segge! Si può trovare il segno di tutto. Dai, non credo! Filippetta! Vai, dai! Mentre la donna viene! Non c'è collega! Allora, ma chi sei proprio scemo? Non abbassava mio marito di dare cosa non ha dovuto stare! Filippetta! Sì! Ma i daizacci sembrano le sei! Ho cucina, le fa volare. Mi vedi che non la sei? Mamma Ma hai mia. capito? Sì. Filippetta, hai passato! Buonasera a tutti quanti. Ragazzi, ma lo voglio! Dove avevo? Come andiamo? Come devo stare? Siamo in mezzo impastinato. Ma l'Armeria non ci sta. No, è che sta un po' di largo, sa su. Sta un po' così. E lasciate la strada, la saluto più tardi. Bravo. Non Pasquale. Come va? Basta! Sei sciupato! Ma che è successo? I seggi non ci stanno. Ma come sai già giù è che devi sapere che qua ieri sera a Chioppo allora noi abbiamo preso le sagge e le abbiamo messe sopra la terrazzina da sciupare stasera ne mettiamo e ci ascoltiamo Cara dove lavoro, qui ci vogliono le sedie. No, per niente, a me mi chiamano così in città. Ma Gustavo, ci penso io. sono più Non mi cose preoccupare. no Giovannina Non mi preoccupare, non Pasquale. presento il maresciallo Carrozza Gesù, sono cose pazze. intimo amico di mio marito si conoscono da mandare da piccoli così Sei in un bucacci per giù. Piacere maresciallo. Ma maresciallo che cosa? di pubblica sicurezza e tengo bravi storie in manera Ma il congedo. ma il congedo no se devi arrestare a qualcuno sempre l'arresto E voi avete ragione. Certo. Di questi tempi, manette e pistoli, ci servono maresciallo, ci servono, piacere maresciallo. e maresciallo no di Pasquale Ma che succede? Ungaretta Giovanni, raccomando. no dico Pasquale Ungaretta Guardate, non posso parlare. A cinema dopo perché andate male. oh Pasquale oh cinematografo germanese e che ne capisci nel germanese Non Pasquale. Avete ragione la suocera. Visto? Gli amici qualche film si sono vanno a vedere. Perché il tempo deve pur passare. ci vanno E ci vanno. ci E vanno. certo che ci vanno. E sapete perché? Perché sono film che le parole non servono. Perché sono film pornografici. Mannaggia maresciallo, tutte che le zozzose case scuolano. Mamma mia, che schifo! È uno schifo proprio! E figurate che ci sono ragazzi che neanche 20 anni hanno e si spogliano a nudo. Ha fatto anche più piccolo! È uno schifo proprio! Ma insomma ci avevo messo la pigliamo sti poveri guaglioni. No! Non fanno senza malizia. Vamos qua. Voi avete ragione. Io personalmente a chi ci spaccasse la casa a metà e a madre e padre non ci permette. Sono la cosa del cannerone! Poi ci parliamo. No, noi siamo una persona senza un ghiaccio. E oggi parliamo.
Era appena detto lui. Modestamente, senza offese per nessuno dei presenti. Mi venga a psicologia. Aspetta, e tu quindi questa cosa andava in un Io no. E tu stavi avvingando insieme, sì, ma è accorto. Oh Gesù, ma tu la tenevi dentro perché la fanno già visto mio, io come la vedo? E che ogni tanto esce. No, Pasquale, no. Io sono la moglie, avevo il diritto di sapere. Adesso si attenti c'è una disgrazia, tu stava su te da macchiana. È una eredità. No, Pasquale, io sono tua moglie e mi tocca. La psicologia è mia e me la prendi te. Me la prende Pasquale. Davide, no, La prendo. Romiti mi fa spiegare che cos'è la psicologia. Certo. Giovannina per come, no? Mo parla, guarda in faccia. Sì. Io fermo non lo faccio parlare. Perché di cada cosa prima che essa parla, insomma no, io non dubito. Ma lui non serve. Mi serve Pasquale. Davide. Me la prendo. Davide. Pasquale è mia la psicologia. Davide, Giovannino, guardami un buon in faccia. Tu hai l'onore ancora bene. A Carmelino. Pronto, scuola, io ve l'ho appena detto, che stavi dicendo? Un momento. Adesso devo capire bene. Ma sta cosa che tutti nel gatto. Visto che ti faccio mangiare pure roba tra mangiare e finta. Che domini le cose la hoppa che voluto la ritta. No, perché che stai contando, Pasquale? Ma voi mi avete interrotto? Io volevo proprio far perdere la concentrazione. Io volevo dire, Giovannino a Carmelina va ancora bene. Solo che non sa sposo, ho mezzo tutte le chiacchiere che stanno in tuo paese. Ma quanto mai, non posso, ma quando mai non ho detto questa cosa, perché stai dicendo? Pasquale, tu non hai capito proprio. Fa una cosa. Piglia sta cosa che ti bravo. Certo, Pasquale! Ma insomma che io voglio che stavo sposato. Tu che fai? Piangi. Madonna Pasquale, tu non capisci proprio niente! Quello non è Chianti! È fracasso. Ti discarico dell'attenzione! Attenzione, papà! Voi siete pazzi! Siete pazzi! Madonna! Allora aspetta, non devi aspettare nella mia! Aspetta, Giovanni! Qui, adesso vedete da voi, sopra che ragazzino di detta, appena li vedete arrivare, ci chiamo, ya! Io mi conosco. Madonna, non me la cassetta! Ma che ci vuole a vedere un marito e una moglie con una camminatura incazzata? Iata! Ma sei figlia, io sono qua. Due navicelli incazzati a bordo! Sono arrivato, dai, sono lì, sto arrivando! Allora tu parli con Carmelina e io parlo con Pasquale, andiamoci! Dove sta il poco di più praticamente? Ci vediamo un po' di Conosco. Madonna! E l'uomo non è che sitta! Ma che ci vuole a vedere un marito e una moglie con una camminatura incazzata? Ma che può fare? Siamo già fa questo marito, fa questo marito, fa questo marito! Ma voi siete proprio scemi, ma lasciate! Ma forse ti ho visto da qualche parte. No, ma io sono di Napoli e vengo qui veramente, per fortuna. Grazie! Io? Ma dobbiamo parlare sempre! Madonna, anzi fatta apposta. A posto! Perché sei con un cinematografo. Lo che? Un cinematografo? Un cinematografo? Chi? Ti nome! Ma che sei? Quando è te? Un cinematografo chi sta? Con che sta faccia? Faceva, già ci faceva. Siete bello voi, siete bello. Io quando il numero non sapete dare lo scurriato. Io scurriato. Pasquale, ma tu non esci, no, no!
comprendo. No, poi, chi ne dice? Genitori! Genitori! La voce! Stato accolto piegre di... E chi fosse lo stupido? No, lo scava. Sicuramente voleva dire la pecora nera, vero? Ma chi dovrebbe sbagliare? Chiamate mamma! Poi ti mancava pure la scopa, mi lo prendo. Finalmente se ne è giù. Carmela, mamma, tu essere felice. Mamma, io non voglio essere chiamato torto senza alzo. Quella canzone ci vuole. Mi piace di sa papà. Hai detto, può essere che trovo un scemo, un giugno, ci cade casa a scuola. Ma io sono una femmina perduta, sì. Allora me ne va a andare una fa bella femmina in coppia marciapiede. Carmela, mamma. E come fai? Chi? Io stavo. Che sapevamo assai. E tu come fai senza tosse? Ma che? Mamma, tetta! Carmelina, mamma, quando viene Pasqua? Perché non volete sapere? È perché a me mi piace assai, che lo cornuta, proprio che patanella! Afrodite con ragazzo! Sì! Gazzo, gazzo, gazzo! Cazzo, è capitato qua dentro! Bene così! Sei tu, ma insomma. Mamma mia, una straniera! No, signora, non parlare la tua lingua! Io sono romana, come la ricotta e il pecorino. Scusate, signore, io, vedete, sono uscito qua fuori, no? Convinti di trovare a Petrosino. E invece ho trovato i pescatori. I pescatori. Donna Leonora! La femmina focosa! Piace a tutto l'uomo! Ma nessuno sa sposa. Donna Mafà, ma femmina giù c'era, è una mala mogliera. La Befana con un sacco di A me, mappine! ma no, milioni! Ah sì! Carmelina, para figlia Don Camillo. Tutta donna ma nessuno sa biggio. Quanto è bello, stavo badendo! Quanto è bella, stavo badendo! Troppo bella! Brutta prima di tutto ragazzo pittare! Chi? Caravaggio, cara Leonora. Nessuno Caravaggio ha voluto! Cosa? Per dipingere un fiore. Ma quanto guardare va? Vieni qua! E Caravaggio faceva in natura morta, guarda qua! Non si mi Sai cosa farà tua figlia? No! La prostituta? E perché? Tu, mamma del solito in pensione! O sei troppo ricca o sei troppo scema. Signor, ma posso parlare pure io? Breve e concisa. Sono molto schifato. E ve lo capisco subito, signore. Io una sola, sono stata a Cinerone. E se fosse stato tempo estremo, ma avessero accocciato un po' fugarazzo di Sant'Antonio. E essere fatto pure buono, signore. Perché vedete, l'ambiziosità è una brutta bestia. A me non mi piace fare come quelli che si mettono un urinale in testa e dicono: vedete, questa è una bombetta. Ah no, signore, in questa casa con cinematografa abbiamo chiuso. Questa casa solo fulmini e sette! E non mi dici il nome del padre del bambino? Non è vero.
il padre dei bambini sono io. No, non può essere. Non può essere. E ti fa benedire. Ma scusa. No, mo ti fa benedire. No, scusa. No, ti fa benedire mo. Ma scusa. Ci hanno dato tante che mi chiastino. Ma tante che mi chiastino. Ma tu tu trovi lo sparato pronto. E da come costruire. Ma scusa. E sono contento. Però adesso devi venire con me. A me la batteria. Devo sentire Carmelino che dice. A roppa, a la nuova sfuggiata all'allato papà. Non so che se lui è stupiezze, caro. Sì, signore, ecco, sono io. Uè, mi sto cercando per tutto qua. Contatemi a Dio, mannaggia. Andiamo! Montato tu, che mi mandaci! Carmelino, guardami, qua tutti ti vogliamo bene. Dice a mamma tua, chi è che lì tu? Ah no, è il padre di tuo bambino. Ma me lo sacci! Carmelino! Ma tu, a luna e maccia, tu ci senti dai mamma della vita! Guardi tua Ma mamma ci scusate. Carmelino! O padre non è tu. Sono chi? Io me ne vado a Roma, perché a me non la faccio come a nessuno! State zitta! Aspetta tuo culo non coppa! Io che ci bene bianca nera! Come hai potuto fare tutto questo? Come? Ma che ne faccio? Forse perché sto con rispetto con te, con papà, con Work, che è patano comune! Sto con rispetto con me stessa! Sei scudo la macchia Mustafa! Ma chi devi di più? Chi devi di più? Ma come faccio a parlare così? Ma l'avete visto che stiamo tre che pure hanno sposato tre? Ah, 3. I 3 moschettieri. I 3 moschettieri. Tutti per uno e uno per tutti. Aspetta, come si chiamava chi? Athos, Porthos, Aramis. Asca! T'hai scordato a D'Artagnan! Va bene! Ma con te la voglio! Sta buono, sta buono! Sta bene, sta bene! Dico, lo volete capire che Carmelina non è più figlia vostra. Carmelina è la madre di tutti noi. Ma Carmeli, tu la strada dove l'hai capito troppo buono subito. Tu le mi fai essere una buona. Ma per capire, una buona questione al modo nostro, a modo da fu. Lì già lo sta! Forse cambiate lo stunare in libertà! Ma nessuno mi accompagna! Carmelina, ci sto qua io, l'onorevole vostro. Ti accompagnerò personalmente fino a Roma. 0 costi, 0 spese. Tanto io ho un'auto blu e la paghi anche tu. Pasca, ma questo è puro, Pasca! Pasca è pagato! Allora Carmelina mi non voleva partire, Pasca! È tutta una pensione! Carmelina non voleva partire! Ma sbagliato tutto caso, Pasca! Però tu non piangere, no? Tu non le piangere perché Carmelina mi sono scuorna in faccia. A te e a me. Carmelina è una donna senza valori morali. Ma che cosa, Pasca, che cosa? Ma come che cosa? Oh bambina! Un bambaniello e Tristan Giuseppe! Che fa? Avantiva! Eh. Ammazzata, non ha mai fatto così male, Pasca! A battete! Come non tengo più la forza! E te l'hai detto, ma ci toppare dei cuparuoli! Ma dopo tutti i cumaroni! Ma ci sono mi sono volenando! Pasca, ma sbagliato tutto. Non mi ha capito niente, Pasca. Carmelina nostra non si vuole più. Volevo partire. Siamo troppe presto. I figli ne sentiamo male. Pensiamo tu ci mettere qualcosa in da sacca, qualcosa in do cuore, Pasca.
pensiamo più all'avere che all'essere. Che la generazione dei giovani di oggi non tiene valore morale, ma come è fatto me, se stesse noi l'hanno perso la scuola. Mamma mia. E allora, Che c'è? ma quando stavo l'ultimo treno per Roma? E che ne sacci io? E allora, su, io mi ci abitavo. Maronna Pasqua, appena veda, la già fanno anziata